Buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Luca Ciliberti, buongiorno. Prima edizione del 2025 della nostra rubrica quotidiana, festa grande a Palermo per chi sfida la fortuna. Il biglietto della Lotteria Italia, vincitore del terzo premio da 2 milioni, è stato venduto dalla pasticceria Porretto in via Luigi Galvani. Il biglietto vincente G330068 e si becca 2 milioni. Complimenti a chi ha vinto. Che dicono i quotidiani, Luca? E intanto, diciamo, esaltazione di questa Lotteria Italia, no? Che come sempre diciamo, premia ed è sempre molto attesa. La Dea Bendata premia Palermo, questo è un titolo della pagina della Sicilia che abbiamo preso stamattina. Guardate qua c'è tutto diciamo, il cast di Affari Tuoi di ieri. Insomma, la Dea Bendata premia Palermo, questo è il titolo. I dati relativi alle vendite dei biglietti hanno fatto registrare un ulteriore incremento del 29% con 8 milioni e mezzo di tagliandi staccati. Nel capoluogo siciliano il premio da 2 milioni di euro, lo ribadiamo così tanto per sognare anche noi, Michele, insomma, come se lo avessimo anche noi. Allora il numero della serie è G330068. Aspetta, controllo, no, non è il mio. Non è neanche il mio, purtroppo. Va bene, i carabinieri hanno arrestato nel Ragusano 9 persone, 4 sono minorenni, sono accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione e porto d'arma da fuoco. Le indagini riguardano il sequestro di un ragazzo di 19 anni per un debito di droga che era avvenuto a Scicli il 20 giugno scorso. Il ragazzo era stato tenuto in ostaggio in un albergo di Siracusa fino a quando non è intervenuto il gruppo speciale dei carabinieri. Andiamo avanti. Tra il ricordo di un politico valoroso che non si è piegato alla mafia e la richiesta di una verità piena sul suo omicidio, si è celebrato ieri a Palermo il 45esimo anniversario dell'assassinio di Piersanti Mattarella, presidente della regione siciliana e fratello dell'attuale capo dello Stato. Vediamo. È un bellissimo segnale fare luce su questo gravissimo fatto di sangue, che è un fatto di sangue tanto più efferato e tanto più importante perché non ha segnato solamente tragicamente la storia della Sicilia, ma direi la storia del nostro paese, in anni peraltro particolarmente bui. 45 anni fa moriva in un agguato mafioso Piersanti Mattarella, presidente della regione siciliana. Palermo ha ricordato il politico con una cerimonia commemorativa in Viale Libertà, a pochi passi dal luogo in cui un killer lo freddò con colpi di pistola calibro 38 mentre era alla guida della propria Fiat 132 per recarsi a messa assieme alla moglie, alla figlia e alla suocera. Alla cerimonia hanno partecipato il figlio Bernardo e i nipoti dell'ex presidente della regione, assieme ai rappresentanti delle istituzioni. Un anniversario segnato dall'importante svolta nelle nuove indagini della Procura di Palermo, che ha individuato i 2 esecutori di quel delitto deciso dalla cupola di Cosa Nostra. Rimane un punto nero della nostra democrazia, del nostro sistema istituzionale, il fatto che dopo 45 anni non si sia fino in fondo accertata tutta la verità giudiziaria e storica. La regione siciliana rinnova il proprio commosso omaggio a una figura straordinaria che ha rappresentato un faro di integrità e coraggio nella lotta contro ogni forma di illegalità, ha detto il presidente della regione Renato Schifani. Giornata di commemorazione anche a Castellammare del Golfo, dove Mattarella è nato ed è sepolto. Eccoci Luca, allora i quotidiani saranno pieni di questa notizia naturalmente. Certamente ieri, insomma, la giornata del ricordo, poi insomma parallelamente c'è anche questa inchiesta sui killer, insomma a 45 anni di distanza, e allora la prendiamo la prima notizia dalla Repubblica, perché la Repubblica, diciamo, è il giornale che ha sollevato il caso dell'inchiesta con i cronisti eccellenti Salvo Palazzolo, Lirio Abbate, insomma uno spiraglio di luce per Mattarella. Questo è quanto detto nel giorno delle commemorazioni. Ora speriamo di arrivare alla verità, quindi il giorno delle commemorazioni con il prefetto, alcuni esponenti politici, c'è anche ovviamente, e cambiamo la pagina, i boss, eccolo qua, i boss non sparano più, noi stiamo abbassando la guardia. Questo è un'intervista a Leoluca Orlando,
sindaco della rinascita di Palermo, ricordiamo della primavera, insomma quel periodo che fu successivo alle stragi. Questo Leo Luca Orlando. Sulla Sicilia invece si ripercorre un po' quella che è la storia, no, del delitto Mattarella. Questa invece è la Gazzetta del Sud, l'ho presa al volo, parla Rosy Bindi sulla Gazzetta del Sud, tutti un po' di personaggi politici che hanno vissuto e hanno conosciuto ovviamente anche Mattarella, che conoscono il presidente Mattarella. Era l'erede di Moro, dice Rosy Bindi, vedete, aveva aperto al Partito Comunista, ma dopo la sua morte la DC ruppe i rapporti. E qui c'è una foto di Mattarella sulla Gazzetta, la vediamo in pagina, Mattarella bella, sì. con Pertini, il presidente partigiano. Dicevo, torniamo sulla Sicilia, perché sulla Sicilia c'è anche qui, eccolo qua, mancano pezzi, diciamo, sull'inchiesta viene intervistato il presidente Balsamo. Quell'omicidio di 45 anni fa segnò la storia del paese. Qui le frasi, un politico che non si piegò al malaffare, le frasi ripetute anche durante l'ultima commemorazione, però eccolo qua il titolo virgolettato: ci sono ancora pezzi mancanti, perché questa verità è ancora lontano dall'essere rivelata. Altre notizie: un incendio è scoppiato ieri sera all'ex hotel Excelsior di Acireale, che si trova in via delle Terme. Impossibile al momento quantificare i danni all'interno della struttura, che è di proprietà della regione siciliana, ma non funziona più da anni. I vigili del fuoco che sono intervenuti procedono anche a un accurato controllo per verificare l'eventuale presenza di persone, visto che la struttura potrebbe essere utilizzata da senza fissa dimora. Sul posto anche la Polizia dello Stato, il 118. Sentiamo cosa dicono i quotidiani, Luca. Allora, di questo incendio che è avvenuto ieri, ieri pomeriggio, quindi se ne è saputo, se ne è data notizia solo in tarda serata, c'è un richiamo appunto sulla Sicilia di Catania, nella pagina appunto di Catania, vedete, Acireale, nell'ormai dismesso Hotel Excelsior c'è un incendio, lo sottolineiamo anche a favore dei nostri telespettatori. Eccolo qua, la struttura è una struttura storica che si trova in via delle Terme, era l'hotel delle famigerate, le famose terme, e quando ad Acireale si andava a fare il turismo termale. Adesso è diventato un luogo dismesso, casa appunto, come dicevi prima, di senza tetto, e quindi non è da escludere che qualcuno per riscaldarsi abbia acceso qualche fiamma libera. Trasferiamoci a Palermo. Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese, secondo la procura, sono i componenti del comando mafioso che 45 anni fa ha ucciso il presidente della regione Mattarella, ma le indagini, stiamo tornando su questa vicenda, non sembrano ancora concluse. Si cercano complici, autori di possibili depistaggi. Vuoi aggiungere qualcosa ancora dai quotidiani, Luca? In realtà, insomma, quello che è già stato detto da Repubblica, che riprendiamo, vedete, c'è un commento, il progetto politico della mafia, eccolo qua, lo leggiamo, e i dubbi sulle altre piste, e diciamo ritorna in qualche modo, lo leggiamo tra le righe dei giornali, quello che era poi stato detto in quegli anni e negli anni successivi. C'è una mafia che sparava per intimorire lo Stato e per prendersi pezzi dello Stato, e in questo caso però nell'inchiesta il nome dei due killer sono riconducibili proprio al capo dei capi, Totò Riina, che era, diciamo, il mandante e colui che voleva impadronirsi, insomma, anche di pezzi dello Stato. Catania, scassinato per l'ennesima volta l'Infopoint, addirittura in Piazza Duomo, centralissimo, esiguo il bottino, grave il danno d'immagine per la città in un luogo che dovrebbe essere super presidiato. Anche di questo parlano i quotidiani, la Sicilia immagino. La Sicilia sì, lo riprende sempre nella prima pagina di Catania, perché insomma anche questo, diciamo, è una cosa diciamo, che fa in qualche modo gridare allo scandalo. Eccolo qua, all'Infopoint di Piazza Duomo, nella notte per pochi euro. Qui nella foto si capisce meglio di cosa stiamo parlando, no? Si vede nella fotina, questo di spalle è il Palazzo degli Elefanti nella via laterale, quindi il municipio di Catania. Questa è una foto di repertorio, perché in questo momento ci sono tutte le impalcature, però ignoti
ieri notte hanno forzato la serratura della porta, vendono guide, insomma, per fare capire anche un po' ai nostri telespettatori, guide, mappe della città, insomma consigli utili per visitare Catania, quindi in via Marletta. Hanno rubato, hanno arraffato poche decine di euro, poi si sono volatilizzati come prassi senza essere visti da nessuno, e adesso si cerca, appunto come dicevi tu, qualche immagine nelle telecamere di videosorveglianza. Ancora un servizio, il 2025 inizia con una impennata dei prezzi, purtroppo nessun settore escluso, tra i più alti il caffè, il burro, ma anche l'olio d'oliva, che rischia di diventare addirittura un bene di lusso, e aumenti pure per luce e gas. Vediamo. Dai pedaggi all'energia elettrica al gas fino alla spesa alimentare, il timore per i rincari è già partito. Secondo l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, il 2025 appena iniziato porterà in media un aggravio dei costi di 912 euro annui a famiglia. Dalla batosta non è escluso nessun settore, a partire dalla colazione per esempio. Lo zucchero, a dire il vero, è l'unico bene della tavola che non subirà rincari, ma il caffè, secondo Qui Finanza, la qualità robusta ha già registrato un aumento dell'83%, l'arabica del 48%, assieme al burro aumentato del 48% in 3 anni, secondo Assoutenti, e ora a 8 euro al chilo. Al cacao più 50% nel 2024 e alle nocciole sono tra i prodotti in lizza impennata. Le previsioni per il 2025 tra inflazioni, condizioni meteorologiche avverse e stagnazione dei mercati non sono promettenti. I rincari sono previsti per i pedaggi più un 8%, mentre gli autotrasportatori rischiano di pagare un conto più salato a causa dell'aumento delle accise sul diesel. Sul fronte luce, secondo ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, è previsto un rincaro del 18% della bolletta della luce per la fascia dei cosiddetti clienti tipo, mentre sono in aumento le quotazioni all'ingrosso del gas. Anche le tariffe RC Auto continuano a crescere. La siccità che ha colpito il sud inciderà negativamente sui prezzi dell'olio d'oliva, ma sono in aumento anche i costi del latte, dei formaggi, della carne e dei cereali. Adesso Buongiorno Sicilia continua con la rassegna stampa siciliana con Luca Cilibetti. Allora Michele, andiamo a vedere subito le prime pagine dei quotidiani, dei nostri quotidiani dell'isola. Partiamo con il quotidiano La Sicilia, che mette in taglio alto, quindi subito sotto la testata, il tema di cui abbiamo parlato, quindi il ricordo di Mattarella, ma parallelamente l'inchiesta, i buchi neri, i rapporti obliqui da chiarire, come titola il quotidiano. Ma l'apertura del quotidiano di Catania è dedicata a un tema tutto regionale, che parallelamente però interessa ovviamente il piano nazionale. Stiamo parlando di sanità. Il titolo è Corsie separate. Tariffario, cliniche e laboratori in rivolta, in Sicilia stop alle prestazioni. La gabbia del piano di rientro, la regione fuori dal 2027 col punto interrogativo. La proposta, un'alleanza pubblico-privati, così cresce il Sud. E questo è il tema che, diciamo, così sintetizzato, diciamo, è abbastanza criptico, no? Abbastanza come dire, difficile da comprendere, però andiamo in pagina per vedere come spiega il giornale questa inchiesta. Di fatto cosa succede? La Sicilia, cliniche e laboratori privati in rivolta per le nuove tariffe nazionali, che la regione però non può toccare perché è imprigionata dal piano di rientro. Cosa succede? Si sviluppano due sistemi paralleli, uno che è quello dell'area ospedaliera, diciamo delle prestazioni, l'altro è quello delle prestazioni private. Quindi insomma ci sono due mondi che convivono in questo momento. Vi faccio leggere qualche passaggio dall'articolo. Eccolo qua, tutto parte da un decreto del Ministro della Salute che introduce dallo scorso 30 dicembre il nuovo tariffario di prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica, nel quale sono previsti sulle prestazioni erogate dalle strutture convenzionate con immediata rivolta delle cliniche private e laboratori di analisi un balletto giudiziario, perché non sono convinti, insomma, di questa rimodulazione. Che cosa succede ancora? Il budget del 2024 fissato dall'assessorato alla salute anche per tamponare le liste d'attesa negli ospedali pubblici ammonta a 340 milioni di euro per laboratori di analisi, fisiochinesiterapia, cardiologia, radiodiagnostica e altre branche, 12 milioni in più rispetto al precedente anno, a cui vanno aggiunti i fabbisogni specifici. Il nuovo nomenclatore però fa saltare tutti i conti e le strutture private proclamano lo stato di agitazione. Quindi insomma il
le prestazioni parallele tra privato e pubblico. I privati non sono contenti, diciamo, di quanto il pubblico rimborsa per le prestazioni specialistiche che dovrebbero essere però effettuate nel pubblico, e qui nasce il caos, che è quello che poi vediamo, diciamo, normalmente nella realtà. Perché lo vediamo normalmente? Perché guardate qua, il Corriere della Sera oggi mette l'intervista a uno dei medici che è stato picchiato brutalmente al Policlinico di Catania, un pediatra, il pediatra aggredito. Che cosa dice? Schiaffi e calci, il sistema non regge e noi medici siamo le prime vittime, quindi la fiducia, diciamo, che si è persa. Lui è il lavoro in malattia, volevo lasciare per un anno, l'ondata di affetto di studenti e colleghi mi hanno spinto a non mollare. Davvero, questo è il professore Pavone, vedete, Piero Pavone, 53 anni, aggredito insieme al medico Pierluigi Smilari. Questo è, diciamo, il tema della sanità. Ritorniamo sulla prima pagina del quotidiano La Sicilia, perché oggi, ed è questo diciamo il tema, la notizia del giorno, almeno per noi siciliani, arriva il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dove arriva? Arriva Militello in festa. Per Mattarella il Presidente inaugura una nuova scuola, e c'è un commento di spalla, un commento del sindaco di Militello Giovanni Burtone: Italia minore, una risorsa per tutto il paese. Eccolo qua. Il sindaco sarà il nostro ospite fra e quindi poco. ci ribadirà, insomma, anche, Esatto. anche questo concetto. Perché lo vediamo anche in pagina, Militello in festa. Perché perché il Presidente va a inaugurare una scuola? Perché in questo caso una scuola è una comunità, e quindi Militello arriva in fermento. Militello poi, tra l'altro, questa è una curiosità, no? Militello che in qualche modo raccoglie, e qui c'è qualche testimonianza, il sindaco Burtone, che è anche, come sappiamo, un navigato politico, ma c'è anche un ministro in questo momento in carica di Militello Val di Catania, che è il ministro Musumeci, e c'è anche Pippo Baudo, che è originario di Militello, e quindi racconta oggi, attraverso le pagine della Sicilia, in un racconto che fece nel 1996, vedete, il 19 settembre del 96, quella scuola che oggi diciamo il Presidente Mattarella va a visitare, che era la scuola di Pippo Baudo, o meglio la scuola che non c'era, quelle aule che mi fecero restare a casa per qualche anno, perché appunto a Militello allora mancava anche la scuola media, c'era solo la scuola elementare. Restiamo sulla Sicilia. Eccola qua, la Sicilia, questa è la pagina di Catania. Ieri grande festa per la pista ciclopedonale, pedalando verso la playa, quindi qua qualche immagine, qualche racconto, insomma, anche nella pagina di Catania. Cambiamo quotidiano invece velocemente, andiamo sul Giornale di Sicilia. La frenata sui concorsi della Regione, a febbraio il primo bando da 79 posti, l'assessore agli enti locali Messina dice: per gli altri norme cambiate, dobbiamo rifare i conti, si applicherà anche in Sicilia la riforma romana che consente di prolungare volontariamente la permanenza in servizio, quindi la pensione pure a 70 anni con meno assunzioni. Qua c'è la foto sul Giornale Sicilia di delle commemorazioni per Piersanti Mattarella. Per Piersanti Mattarella ora verità e giustizia, si incrociano anche il fratello Presidente della Regione, il fratello Capo dello Stato che verrà qui in Sicilia, insomma. E poi qui tutti i premi della Lotteria Italia messi di spalla, vedete, i giornali ieri hanno chiuso tutti più tardi aspettando i biglietti vincenti della Lotteria Italia. E poi, insomma, tanta politica anche sulle prime pagine del Giornale Sicilia. Andiamo a vedere la Repubblica di Palermo, eccolo qua, Mattarella il giorno del ricordo, il titolo d'apertura a centropagina. Adesso la verità è più vicina, come abbiamo visto si ripetono, si rincorrono più o meno gli stessi titoli sulle commemorazioni di Mattarella, ma diciamo l'approfondimento di oggi, che continua ad approfondire una notizia dei giorni scorsi, è il PD, la sfida interna al Partito Democratico regionale. Sfida al segretario che diciamo è in qualche modo delegittimato da un'ala del partito, metà partito contro Barbagallo, lettera al Nazareno per dire no all'assemblea di sabato che ci sarà appunto tra i Dem. Di fatto sintetizzando, c'è l'ala diciamo favorevole, diciamo con i seguaci di Elly Schlein da un lato, rappresentata da Barbagallo, l'area Bonaccini, insomma, che ha sfiduciato in qualche modo i concorrenti. E poi questa è una notizia di cronaca, precipita per 20 metri, morto un
escursionista, la tragedia sulle Madonie, la vittima è Daniele Scarpaci, 60 anni, era un escursionista, tra l'altro era in gruppo, è precipitato in una zona molto impervia. Andiamo a vedere, prima di chiudere questa prima parte di rassegna stampa, la Gazzetta del Sud, nella prima pagina, anche qui l'apertura dedicata nell'edizione di Messina, quindi siciliana, al Partito Democratico, alle liti nel partito, alle liti delle correnti nel Partito Democratico, PD in balia delle correnti, documento di 16 parlamentari contro il segretario Anthony Barbagallo, il partito si spacca sui percorsi da adottare in vista dell'assemblea congressuale. Dentro si ripercorre invece, vi faccio vedere questo articolo che è in taglio alto, messo con un piccolo richiamo, ma è un articolo molto interessante che riguarda i costi dell'insularità, diciamo proprio nei giorni in cui si dibatte e si discute sull'inizio del cantiere del ponte. I costi dell'insularità, anche questo è un tema molto dibattuto nel tempo, però diciamo che in qualche modo, ecco, guardate qua, lo stretto, è bello il titolo, lo stretto è quei 3 chilometri che sono 200 perché costano appunto ai siciliani come 200 chilometri, quindi come essere distanti insomma dalla terraferma. A te Michele. Dal ponte che verrà alle strade che ci sono ci colleghiamo con il sovrintendente della polizia Mirko Zampina a Lentini. Buongiorno, la vediamo già al lavoro. Qual è la situazione del traffico? Salve, buongiorno a tutti. Dal compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale ho un po' di ritorno di audio. Mi sente? Prego, vada avanti pure. Sì, salve, buongiorno a tutti. Allora, rinnoviamo il nostro appuntamento con gli utenti per la situazione traffico e oggi non registriamo particolari problematiche su tutta la rete autostradale e sulle strade statali. Purtroppo il collegamento audio è andato perduto, ci dispiace, abbiamo comunque colto le prime parole, non ci sono particolari criticità, ci dispiace averla disturbata nel pieno del suo lavoro, ci rifaremo nei prossimi giorni, speriamo. Vediamo adesso un po' in diretta un'occhiata al Tondo Gioeni e via Vincenzo Giuffrida di Catania. E come vedete insomma la circolazione è scorrevole, tranquilla anche da queste parti, insomma qualche stop soltanto come è doveroso nei semafori pedonali. Bene, rientriamo in studio. Iniziate le scuole ancora, che ricominciano domani. Dovrebbero ricominciare domani, dopo le vacanze, quindi vedremo domani. Vedremo domani se potremo riprodurre queste immagini che abbiamo preso in diretta. E adesso facciamo una breve pausa, poi di nuovo tocca a te Luca con i quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, il primo numero del 2025, subito la rassegna stampa dei quotidiani nazionali con Luca Siliberti. Grazie Michele, allora andiamo subito, oggi te lo dico, te lo annuncio, è una puntata, una rassegna stampa monotematica perché i titoli di tutti i quotidiani sono concentrati diciamo sull'incontro, sul rapporto Giorgia Meloni, quindi governo italiano, premier italiano, e Elon Musk, il magnate americano, diciamo visionario, imprenditore, sulla questione dei satelliti. Allora la vediamo sul Corriere della Sera, il principale quotidiano italiano che diciamo in qualche modo dà un titolo senza interpretazione, asettico, diciamo, racconta la notizia, come diciamo noi giornalisti, no Michele? No, scontro sui satelliti di Musk, e questo è diciamo il titolo principale. Il governo, non c'è un'intesa firmata, l'opposizione attacca, Meloni in aula. Cosa si pensa che sia successo? Quindi ci sono state delle interlocuzioni durante la visita di Giorgia Meloni negli Stati Uniti, a Mar-a-Lago, dove c'era Donald Trump e c'era anche Elon Musk, quindi con SpaceX normali interlocuzione. L'imprenditore dice io sono pronto a fornirvi i servizi. Ancora qui molto come dire, sintetico il titolo del Corriere. Sembra, questo è il racconto, che ci sia un accordo sotto banco per
affidare a SpaceLink, che è il sistema di satelliti di Elon Musk, quindi del magnate americano, la comunicazione del paese. Questo fa saltare sulla sedia ovviamente le opposizioni che attaccano, come abbiamo visto, Meloni riferisca in aula. Su questo tema però, attenzione, di spalla c'è il caso Belloni, che è diciamo, Elisabetta Belloni, che è stato e si è dimessa, diciamo, il vertice dei servizi segreti italiani, che dice, lo dice diciamo, attraverso le pagine quotidiane. Ecco qua, Belloni lascia la guida degli 007. Poi c'è tutto un retroscena che è in corsa per sostituirla. Ho maturato questa decisione da tempo, non ho altri incarichi, uno strappo il suo che apre la delicatissima partita della successione, e dietro anche qua un racconto di retroscena sul perché si è dimessa, insomma, la numero uno dei servizi segreti. Gli altri titoli, e adesso poi rientreremo in pagina. Gli altri titoli, anche questo, c'è molta politica internazionale, ecco, li allargo. Da un lato l'Austria, quindi i nostri vicini di casa, l'incarico a un altro leader dell'ultradestra, quindi insomma un altro paese che si spinge verso l'ultradestra con il governo, e poi invece l'icona liberal del Canada, Justin Trudeau, che lascia, insomma, è anche qui una partita politica aperta. Questa è un'altra, diciamo, la sinistra la vede come una sorta di sconfitta del mondo liberal, e infatti esulta il mondo della destra. Justin Trudeau, che è venuto anche in Sicilia quando ci fu un famoso G7. Questo è il Corriere della Sera. Andiamo a vedere in pagina, però, nel Corriere della Sera, le questioni che riguardano SpaceX, si dice così in americano, SpaceX, Giorgia Meloni e tutti gli affari di Elon Musk. Quindi, scontro sull'intesa con SpaceX, quindi il governo è costretto a smentire, non c'è stata alcuna firma, ma Elon Musk insiste con un tweet, pronti a fornirvi la connettività, così giusto da gettare benzina sul fuoco, e quindi l'opposizione chiama la Premier in aula. Ci sono anche dei precedenti, ovviamente, degli incontri tra Giorgia Meloni e Elon Musk. Qua ne vediamo qualcuno: a Roma nel 2023, a New York il 23 settembre, quindi insomma tutto fa pensare che diciamo, possa esserci più che una parola, diciamo, più che un accordo diciamo, solo sulla parola. Ma chi è Elon Musk? Questo lo evidenzia bene in questo caso il Corriere della Sera. Quali sono gli affari di Elon Musk, per capire come può introdursi, no? Con appunto tutti i satelliti, SpaceLink, con l'internet commerciale, quindi che potrebbe soppiantare quelli che sono gli attuali fornitori, perché la potenza di fuoco di Starlink è altissima. E poi la Tesla, la mobilità elettrica. Guardate qui, Tesla ha venduto 7.943 Model 3, che è un modello della Tesla, e altri 7.435 Model Y nel 2024. Si colloca al primo posto del mercato elettrico nazionale, che è un mercato di nicchia in questo momento, che vale solo il 4,2%. E poi le batterie domestiche, i megapack, insomma tutto incentrato su un nuovo mondo che sembra l'imprenditoria nazionale non conoscere bene. Quindi Formula Italia, auto, batterie e satelliti, l'anno scorso ha venduto nel nostro paese circa 15.000 Tesla. C'è però anche qui sulla Repubblica, guardate qua, e questa è la battaglia del futuro, la battaglia globale sui satelliti, dove Elon Musk si piazza ovviamente come dire, come un partner commerciale importantissimo. La battaglia dei satelliti, internet, ecco perché l'Italia è nel mirino di Elon. Questo è tutto quello che riguarda, insomma, la questione di Elon Musk. Però guardate le varie interpretazioni, eccolo qua, Repubblica, tutti contro Musk. Meloni frena sull'intesa da 1,5 miliardi sull'uso di Starlink, nessuna firma, il patron di SpaceX, noi pronti, l'opposizione va all'attacco, fatto grave. Insomma, si ripercorrono insomma tutti questi titoli. L'allarme invece dell'Unione Europea, questa è una lettura diversa. Macron e Starmer dice basta ingerenze in Europa.
E qui c'è l'intervista alla Belloni: le dimissioni non ne potevo più, sulla Repubblica non ne potevo più, perché trascinare così le cose non era giusto, avere senso. Elisabetta Belloni, sembra insomma in questo caso che ci sia il caso Sala, insomma il rapporto sulla liberazione insomma del terrorista per liberare poi la nostra giornalista dall'Iran, e quindi sembra che sia stata scavalcata. Allora questo è, diciamo, il retroscena sulle dimissioni della Belloni. Ancora andiamo a vedere La Stampa, Meloni-Musk, tensione in Unione Europea. Qui viene forzato sul titolo della Stampa appunto l'interpretazione comunitaria dell'Europa. L'Iran, Sala ha violato la legge islamica, no all'estradizione di Abedini, l'apertura degli USA, e questo è il tema parallelo insomma che ha portato Meloni diciamo, al colloquio con Donald Trump. Sono belle le due foto che mette la Stampa in primo piano, in prima pagina. Il nuovo premier diciamo, dell'ultradestra, eccolo qua, Kikel Danubio Bruno, è anche bello il titolo, è emblematico, e questa notizia che ogni tanto ci risveglia, no? dal torpore che viviamo tutti sull'immigrazione, in fuga dall'Etiopia, legata e frustata in Libia. Questa ragazza, guardate che foto, è davvero orrore è la parola esatta. Andiamo a vedere invece qualche quotidiano politico sulle questioni appunto che riguardano Giorgia Meloni, Elon Musk. Eccolo qua, Il Giornale. Qui siamo nell'alveo del centrodestra. Ciclone sull'Europa, Musk fa impazzire la sinistra, l'ipotesi di un accordo smentito Italia e SpaceX, e le critiche al premier inglese scatenano i progressisti. Caso Sala, sponda sul detenuto iraniano. Poi la verità sul caso Belloni. Vedete, tutti si concentrano su queste due notizie oggi. Ancora un altro quotidiano di centrodestra, Il Tempo, che è un quotidiano indipendente ma in questo momento veramente molto vicino alla lettura del centrodestra. Quanto gli girano i satelliti, e chissà chi gli girano i satelliti a Elly Schlein e a Giuseppe Conte, messi in prima pagina sul quotidiano Il Tempo. Musk e Starlink, Mantle in tilt, Conte e Schlein, Mr. X pronti a darvi connettività avanzata, Palazzo Chigi nessun contratto, però Salvini qui entra a gamba tesa e dice: come, attenzione, questa è una grandissima opportunità, quindi anche lui getta benzina sul fuoco, e qui insomma i giornali in questo caso si divertono. Ancora quotidiani politici, sempre restiamo nel centrodestra. Qua c'è un'apertura diversa perché è dedicata alla nuova serie che trasmetterà credo Netflix, Sky, la M, quindi sul Duce. Allora che cosa succede? Si annuncia questa serie sul Duce, molto pubblicizzata, le critiche ovviamente contro chi pubblicizza insomma questo periodo buio della storia italiana, quindi la serie sul Duce. Fanno i fascisti, in questo caso gli attori, fanno i fascisti e poi si pentono. Raffica di interviste di attori e regista del nuovo M, che è il titolo della fiction. Fare la fiction è un dolore. Allora Libero si chiede: ma li hanno costretti a farla questa fiction? Lo scrive Daniele Capezzone con un'ironia tagliente, e quindi Libero si concentra su questa serie. Insomma. E poi eccola qua, mentre la verità ritorna sempre a un pallino fisso che è quello del Covid, quindi ritorna ancora quando ci sono delle notizie che riguardano il Covid. Arriva la tassa sugli aiuti Covid, i bonus dati a chi era in difficoltà a causa delle chiusure sono stati mal calcolati dal fisco e inclusi nell'imponibile. Il risultato è una beffa: molti pensionati con quella somma hanno sforato gli scaglioni di reddito e ora l'INPS manda le lettere per riavere i soldi. Un'altra storia tutta italiana raccontata dal quotidiano di Belpietro. Andiamo a vedere l'altra parte politica. Abbiamo ancora un minuto di tempo. Questo è il Fatto Quotidiano. Sul caso Sala, Abedini, il governo verso il no all'estradizione negli Stati Uniti, quindi insomma si è arenata un po' la trattativa. Questo è il Fatto Quotidiano. Eccolo qua, il Manifesto mette Giorgia Meloni in primo piano con il titolo Satellite, quasi a dire ci sei un satellite degli Stati Uniti. I sovranisti mettono la sicurezza delle comunicazioni nelle mani di Elon Musk. Il governo conferma l'affare Starlink, smentisce solo che è già stato firmato. Vedete, una lettura un po' più come dire incisiva questa del Manifesto, ma quello che pesa direttamente
A quello pensa direttamente il boss di X, che rilancia la sfida ai governi europei mentre stringe il patto con Meloni alla corte di Trump. Ancora un titolo ancora più emblematico, che è quello dell'Unità, che è un quotidiano comunista, come si professa anche nella testata. Meloni consegna l'Italia a Elon Musk, dice proprio senza mezzi termini. È andata di soppiatto, ancora qui i termini sono importanti, anche negli articoli, ovviamente nei titoli, è andata di soppiatto in America per cedere a SpaceX il controllo della nostra rete. E qui la ribalta tutta nel campo del centrodestra. Cosa dicono Tajani e Mattarella? In questo caso il capo dello Stato e il ministro degli esteri. Lo chiederemo poi al capo dello Stato, che sarà oggi la prossima puntata. La prossima puntata. Grazie Luca. Allora, continua il bel tempo che ci ha accompagnato in questi primi giorni del 2025. Vediamo subito il meteo. State con noi, poi dopo parleremo di pillole di prevenzione. Buongiorno Sicilia. Di nuovo insieme in diretta, siamo con due ospiti, Rosanna Lofaro, che è responsabile del servizio igiene e ambiente di vita dell'azienda sanitaria provinciale di Catania, e Antonio Leonardi, che è il direttore del Dipartimento di Prevenzione. Vogliamo parlare insieme con voi delle pillole di prevenzione, perché lo scorso 23 dicembre è partita questa campagna. Che cos'è? È una campagna di comunicazione che coniuga la nostra mission della prevenzione e della promozione della salute con la mission della comunicazione, e cioè abbiamo pensato che il ruolo fondamentale della comunicazione per promuovere la salute, che tra l'altro è stabilito dal nostro piano regionale della prevenzione, e vogliamo lanciare una serie di messaggi, di consigli utili, di informazioni alle famiglie, alla popolazione, ai cittadini e ai lavoratori su tutti i temi della prevenzione e della promozione della salute, per promuovere e diffondere la cultura della prevenzione. E quindi è carina l'idea che lo facciate attraverso delle pillole, che sono 8, è vero? Sì, sono 8. Abbiamo iniziato già con la prima pillola, che è stata dedicata alla campagna anti-influenzale, che praticamente abbiamo ritenuto fosse necessario dare spazio all'inizio, proprio per sensibilizzare ancora una volta su questo argomento. Come sta andando la campagna vaccinazioni anti-influenzale? La campagna è in piena attività ancora, è in piena attività, anche se diciamo ancora per questo mese continuerà. Chiaramente ancora da noi per fortuna arriva un po' in ritardo, quindi siamo ancora in tempo, chi non l'ha ancora fatto, di farsi la vaccinazione. La vaccinazione. Quali sono le altre pillole? Noi siamo partiti con 8 pillole di prevenzione, perché sono 8 tematiche, 8 delle tante tematiche diverse di cui si occupa il Dipartimento di Prevenzione e nelle sue molteplici attività e complesse attività di promozione della salute. Abbiamo iniziato con la campagna di vaccinazione anti-influenzale proprio perché questo è il tempo. La seconda pillola è già uscita venerdì, sulla salubrità degli ambienti indoor, quindi sull'inquinamento indoor e sui rischi che possono esserci sia negli ambienti domestici che negli ambienti di lavoro,
negli ambienti confinati. La terza pillola sarà dedicata alla prevenzione degli infortuni ed in particolare agli infortuni che accadono per caduta dall'alto, quindi quando si lavora sui ponteggi, sulle coperture, sui tetti. Ancora oggi un terzo degli infortuni mortali che accadono in Italia è per caduta dall'alto. La quarta pillola sarà dedicata alla sicurezza alimentare e in particolare alla dieta mediterranea, quindi come poter avere una sana alimentazione senza perdere il gusto, e quindi approfondiremo questo aspetto. La quinta pillola sarà dedicata ai rischi derivanti dall'utilizzo degli impianti elettrici sia nelle nostre case che negli ambienti di lavoro, perché a volte non ce ne accorgiamo, ma un impianto elettrico malfunzionante o non adeguatamente manutenuto può compromettere la vita delle persone. Come no, anche gli incidenti domestici. E anche gli incidenti domestici, noi spesso ci occupiamo di infortuni sul lavoro, infortuni stradali, dimentichiamo gli ambienti domestici perché pensiamo che la casa è il luogo protetto per eccellenza, invece anche in casa ci sono. La sesta pillola sarà dedicata alla promozione degli screening oncologici, che è necessario ovviamente per prevenire le malattie tumorali, e quindi dobbiamo incentivare soprattutto la popolazione all'utilizzo degli screening oncologici, all'effettuare gli screening oncologici. La settima pillola sarà dedicata alla qualità e sicurezza nelle nostre strutture sanitarie e quindi alla problematica dell'accreditamento delle strutture sanitarie, e l'ottava pillola alle acque potabili, ai controlli che si fanno sulle acque potabili, a far capire alla popolazione perché la nostra acqua potabile è sicura e come viene esso controllata. Ma queste sono le prime 8 pillole. Si diramerà per lungo tempo questa campagna oppure è concentrata nel tempo? No, noi abbiamo intenzione dopo queste 8 pillole di promuovere ulteriori messaggi, quindi per il momento andremo avanti con queste. In questo momento abbiamo, dopo la pillola sull'antinfluenzale, abbiamo questa pillola che ho preparato proprio io insieme ai miei collaboratori sull'inquinamento indoor, proprio per far conoscere, cioè sensibilizzare la popolazione sul fatto che l'inquinamento non è soltanto esterno, ma è anche all'interno degli ambienti in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo, quindi sia a casa che nelle scuole, negli uffici, negli ambienti lavorativi. E spesso noi non ci pensiamo a questo. Assolutamente, perché, infatti. Ma qui non c'è il motore acceso, non c'è il gas, non c'è... Invece anche quello che abbiamo visto è successo in questi giorni sulla intossicazione da CO2 ci fa capire come anche cucinare o riscaldare un ambiente può essere causa di inquinamento indoor, ma l'inquinamento indoor viene anche dai mobili, dai prodotti che utilizziamo per per pulire la casa. E come facciamo noi diciamo così, a evitare il più possibile questo? La principale indicazione è quella di ricambiare l'aria periodicamente, quindi aprire le finestre, soprattutto quando appunto si staziona in maniera costante in molte persone nello stesso ambiente, periodicamente bisognerebbe aprire le finestre, così come per esempio nelle aule scolastiche, no? Tante volte si pensa a riscaldarsi, ma non si pensa che comunque riscaldandosi si concentrano una serie di inquinanti che provengono anche dalla respirazione, quindi al di là dei mobili, dalle vernici dei mobili o dal riscaldamento stesso. Infatti a questo proposito volevo fare un cenno a un progetto che abbiamo come Dipartimento di Prevenzione insieme ad altre 6 regioni italiane che stiamo conducendo nelle scuole, che è proprio mirato alla determinazione dell'inquinamento indoor all'interno delle aule scolastiche e il rapporto tra l'inquinamento indoor e alcune malattie respiratorie. Quindi è un'attività molto interessante che chiaramente pilotata, diciamo così, dal Ministero della Salute e che ha lo scopo anche di un po' revisionare la letteratura alla luce di quello che è l'efficientamento energetico, perché si parla tanto di efficientamento energetico, certo, però non si deve perdere di vista che chiudere questo famoso cappotto che chiude comunque le case non fa neanche traspirare e permettere questo. Interno che riguarda le abitazioni, abbiamo detto la scuola, ma anche gli uffici. Anche gli uffici, anche gli ambienti, certo, è la stessa cosa per gli ambienti lavorativi, soprattutto sia gli uffici appunto che dove gli inquinanti sono simili a quelli domestici, ma sia anche le attività industriali, le attività artigianali. Le pillole successive saranno dedicate per esempio
anche alle problematiche microclimatiche o ai rischi da agenti chimici o da agenti biologici negli ambienti di lavoro. L'obiettivo è proprio quello di lanciare con brevi messaggi, 2-3 minuti al massimo deve essere la pillola, per questo l'abbiamo chiamata pillola di prevenzione, messaggio sintetico che utilizza ovviamente le tecnologie della comunicazione moderna e i social, dare consigli pratici, concreti e immediati alle persone che di qualunque genere, ripeto, dai lavoratori alle famiglie alla cittadinanza tutta, su tutte le tematiche della prevenzione e della promozione della salute negli ambienti di vita e negli ambienti di lavoro. E durerà quindi estesa nel tempo questa Ed estesa nel tempo, perché man mano affronteremo i vari argomenti delle varie discipline che coniugano la nostra mission della prevenzione. Beh, noi siamo qua, vi aspettiamo con le prossime pillole. Però mi permetta di fare una domanda inevitabile, che è questa qua della sicurezza per i medici nei pronto soccorsi. A Catania c'è stato recentemente un grave, triste episodio con un'aggressione a 2 medici del Policlinico, ma non è soltanto Catania, è un fenomeno nazionale. Assolutamente sì. Che si può fare? Come si può? Assolutamente sì, questo è un aspetto che più che del safety, cioè della sicurezza ovviamente nei luoghi di lavoro, ha a che fare con la security, quindi con la sicurezza anche dal punto di vista delle aggressioni, eccetera. Quello che si può fare, certamente è un problema anche, possiamo riuscire a cercare di organizzare meglio anche gli ambienti di lavoro per cercare di prevenire il più possibile, e su questo so che anzi le aziende nostre del territorio si stanno organizzando meglio, abbiamo avuto anche degli incontri in prefettura su questo. Certamente è necessaria anche una serie di misure di controllo dal punto di vista della security, quindi delle forze dell'ordine, che in qualche modo devono puntereste più sulle telecamere, per esempio, che a quanto pare non sono così diffuse come sembrerebbe, oppure con la presenza proprio di agenti, di personale? No, entrambi. Certamente entrambi, ovviamente le telecamere con la giusta ovviamente rispetto delle condizioni della privacy poi dei lavoratori, certo. Perché anche da questo punto di vista la normativa va ovviamente rispettata, però è chiaro che è anche un aspetto di cultura, di educazione su cui dobbiamo lavorare tutti, e su questo devo dire che la Regione si è anche impegnata, ha emanato delle linee guida che si stanno attuando nelle nostre aziende sanitarie, però ugualmente ovviamente un problema di educazione della cittadino è necessario. Giusto. Bene, allora torniamo alle pillole di prevenzione. La campagna è partita, durerà ancora un po', vedete qui il logo con una serie della prima serie di campagne di pillole di prevenzione, sì. Le altre poi successivamente, e noi siamo qui a vostra disposizione per poterle illustrare. Grazie a Rossana Alfaro e grazie a Antonio Leonardi per essere stati con noi, e tra poco ci occuperemo della imminente visita, ormai è questione di ore, a Militello del Presidente della Repubblica Mattarella. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, primo numero del 2025, non potevamo non dedicare una parte all'attesa per l'arrivo del Presidente Mattarella a Militello nel pomeriggio. A riceverlo ci sarà in primo luogo il sindaco di Militello, Giovanni Burtone, cui diamo il benvenuto e le auguriamo anche buon anno, sindaco. Grazie. Tutto pronto a Militello? Sì, è stato fatto un lavoro molto efficace, importante. Io devo ringraziare tutti, dalla prefettura alla questura, alle forze dell'ordine, che si sono molto impegnati, i miei uffici, la mia giunta, i tanti volontari, le imprese che stanno lavorando, i lavoratori. È stato fatto un lavoro straordinario in un periodo diciamo festivo. Festivo, sì. Abbiamo fatto salti mortali, mi permetta il termine, forse non è esagerato. Beh, al Presidente farà piacere. Sì, fa piacere innanzitutto a noi. Giusto. E la cosa che riscontro è che fa tanto piacere non soltanto ai cittadini di Militello, ma anche ai cittadini e alle cittadine dei paesi vicini. Ho ricevuto tante telefonate e ho ricevuto le telefonate importanti di tanti emigrati, che quasi emozionati mi hanno espresso la loro soddisfazione, il loro orgoglio di essere di Militello, no? Avere il capo dello Stato, il garante della Costituzione, è una cosa straordinaria. Questo è bellissimo. Allora, il Presidente Mattarella anzitutto deporrà una corona agli eroi della Resistenza nel monumento. Questa sarà la prima fase della sua visita nel pomeriggio, giusto? Sì,
diciamo, Militello è tra i pochi comuni che anche oltre al monumento ai caduti, un monumento alla Resistenza dedicato alla Repubblica Ossolana, ai Fratelli di Dio, a Salvo d'Acquisto, anche alle vittime del terrorismo. Noi dobbiamo tenere presente oggi che il Presidente viene dopo il 6 gennaio e in quel monumento c'è anche il simbolo del Presidente della Repubblica, della sua famiglia. La morte del fratello, gli è stato strappato il fratello ed è stato strappato all'Italia perché Mattarella, Piersanti Mattarella, che era molto vicino a Moro, era un uomo politico di alta addirittura morale e un politico raffinato e che guardava avanti. È un monumento che ha voluto mio padre, lo ha spinto in paese perché papà ha fatto la lotta partigiana nella Repubblica Ossolana e capitano Morello. Che si impegnò da giovane, era prima militare, poi rimase nella Val d'Ossola e insieme ai Fratelli di Dio, insieme a Giovanni Marcora, ad Aristide Marchetti, diede un contributo importante. E io lo dico questo non soltanto per un fatto familiare, affettivo, ma per ribadire l'impegno dei siciliani nella lotta di resistenza, perché qualcuno nel passato ha detto che la Sicilia ha fatto poco. Non è vero, non è vero. Solo il Piemonte ha avuto tantissimi partigiani che erano giovani, che erano partiti dalla Sicilia, che era andata alle armi, che si trovava fuori per motivi vari e andarono in montagna per liberare l'Italia dallo straniero, dai criminali nazisti e per liberare l'Italia dalla dittatura fascista e dare alla nostra comunità la Costituzione repubblicana. Oggi avremo il garante della Costituzione, che è il Presidente Mattarella. Dopodiché il Presidente inaugurerà una scuola in Viale Regina Margherita che si chiama Pietro Carrera e che, se non sbaglio, c'è stato un lavoro di ristrutturazione, ospita alunni delle scuole primarie e secondarie. È un'inaugurazione importante per Militello. Sì, devo dire è una scuola molto importante, ospita scuole elementari, medie. La cosa più significativa è che è stata ristrutturata, abbellita, ma sottolineo è stata soprattutto messa in sicurezza dal punto di vista antisismico. Lei sa che ogni anno escono fuori alcuni dati, che nel nostro paese, in Italia e non solo in Sicilia, la sicurezza antisismica è assolutamente precaria nelle scuole. Noi abbiamo fatto questa operazione là, noi abbiamo speso oltre 3 milioni di euro per la ristrutturazione perché è molto grande, e però la parte più significativa è stata proprio quella di mettere le basi antisismiche con tecnologie, mi dicono, io sono medico non ingegnere, che sono tecnologicamente avanzate dal punto di vista ingegneristico, quindi la sicurezza antisismica e poi una scuola ristrutturata dedicata a Pietro Carrera, che ormai era un intellettuale vicino al principe Branciforte e a Donna Giovanna d'Austria, ma è passato all'onore della cronaca ultimamente perché nel libro degli scacchi che lui scrisse a Militello c'è questa mossa siciliana che è tanto significativa a livello internazionale. Complimenti anche per questo. E poi ci dovrebbe essere ancora, se non vado errato, un incontro istituzionale al Palazzetto dello Sport, sempre con il Presidente Mattarella, giusto? Sì, poi finiremo perché era giusto incontrare la comunità. Il Presidente è stato disponibile, gli daremo in maniera riservata una bella medaglia che abbiamo fatto coniare, che è molto bella, significativa, un piccolo, perché il Presidente è assolutamente sobrio e questo è molto attento, non vuole assolutamente regali costosi, una cosa veramente minima per ricordare questa giornata. Scriverà nell'albo del comune un suo pensiero e poi io farò il saluto di ringraziamento, perché per noi è simbolica la presenza di Mattarella. Non è venuto solo per la scuola, mi si permetta, è venuto perché vuole dare, lo ha sottolineato nel suo intervento indirettamente agli italiani alla fine dell'anno, vuole sottolineare l'importanza dell'Italia minore, quella delle aree interne che oggi soffrono terribilmente il declino demografico.
troppo spesso trascurato. Veda, io sento i miei concittadini a volte dire: ma stiamo diminuendo di popolazione. Purtroppo non diminuiamo solo noi. No, certo. Diminuiscono tutte le aree interne, non solo siciliane. Da quello che ricordo, perché io lo seguo, questo dibattito, perché credo di essere stato tra i pochi diventato sindaco che lo ha sottolineato con energia, perché il declino demografico sta portando ad uno spopolamento e a un depauperamento di risorse intellettuali. I nostri giovani spesso vanno a studiare fuori e rimangono a nord Italia, vanno in Europa, nei paesi europei, e questo anche importante per la loro formazione, però vorremmo che ci fosse la possibilità di scegliere. Certo, non un obbligo. Non un obbligo, la possibilità di scegliere. Ecco, voi che contromisure state adottando? Noi abbiamo cercato di dare un impulso innanzitutto alla salvaguardia dei servizi, perché noi non possiamo diventare un museo a cielo aperto e basta, da visitare a fine settimana. Dobbiamo avere una scuola adeguata, ecco perché l'abbiamo strutturata, ma diciamo con forza alle istituzioni: basta col ridimensionamento scolastico, basta, noi abbiamo bisogno di dirigenti e di operatori scolastici che frenino la dispersione scolastica, la mortalità scolastica. E poi abbiamo bisogno di difendere i nostri presidi sanitari. Lo abbiamo visto durante il Covid. Il territorio è fondamentale, la sanità non si deve fare soltanto nelle città metropolitane. La sanità va fatta anche nel territorio, il diritto alla salute va salvaguardato, specie dove ci sono strutture ospedaliere che debbono essere adeguate sul piano del personale e delle attrezzature tecnologiche. Ed infine le attività produttive. Proprio. Abbiamo vissuto questo periodo della siccità che non può essere ora relegato in secondo piano. Ci sono impegni, si mantengano, non ci si illuda dal fatto che qualche pioggia l'abbiamo avuto. La siccità è strutturale ormai e noi abbiamo problemi, perché è da 3 anni che abbiamo una siccità, abbiamo problemi, bisogna andare avanti lungo il percorso. La prima cosa da fare, Sindaco, in questo senso quale sarebbe? Ma secondo me quelle infrastrutture fondamentali, guardi, mancavano le pompe di sollevamento nel lago di Lentini, finalmente dopo sollecitazioni che abbiamo fatto sono state realizzate, ma c'è questo piano dei dissalatori, ma bisogna farli. Non aspettare l'emergenza. Cioè negli anni scorsi, mi si permetta, quando presidente era Rino Nicolosi, disse bisogna fare i dissalatori. Non passò un anno e furono realizzati alcuni. In sinergia anche con grandi imprese, l'ENI che si impegnò a fare la Gela, in tante altre realtà. Certo. Ci sono realtà del centro Sicilia, ma anche quelle nostre. Noi abbiamo, lei parlava che cosa fate, c'è una realtà produttiva, l'agricoltura di nicchia, quella del fico d'India nostro, ma poi la piana di Catania, con i nostri, tra virgolette, giardini, i nostri agrumeti, che sono eccellenza produttiva e commerciale. Noi abbiamo delle strutture commerciali veramente di rilievo non nazionale, internazionale. Sindaco Burtone, le prime parole che dirà il Presidente Mattarella oggi pomeriggio? Intanto lo voglio ringraziare e poi gli porterò i saluti dei bambini, dei nostri migranti, ma anche delle famiglie che a Militello sono, vorrei dire, simboliche, perché hanno avuto delle tragedie, 2 che sono morti nel servizio alla patria, delle forze dell'ordine, di me e Sciannaka, e poi un'altra persona che è morta come incidente del lavoro, Caruso. E quindi porto a lui il saluto poi della comunità e lo ringrazierò per aver voluto dare questo segnale ai bambini delle scuole, ma anche a tutta la comunità delle aree interne, dell'Italia minore, tra virgolette. Molto bello questo messaggio, ringraziamo il Sindaco di Militello Burtone e naturalmente seguiremo anche con il telegiornale, sia a Antenna Sicilia che a Telecolor, la visita del Presidente nel pomeriggio a Militello. Adesso facciamo una breve pausa e poi parleremo di un romanzo storico, perché riguarda uno dei misteri ancora aperti della nostra fisica più gloriosa, quella di Ettore Majoran. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, eccoci qua, parliamo di un bel libro e ne parliamo con l'autrice che è Barbara Bellomo.
il libro è La biblioteca dei fisici scomparsi, vedete, questa è la copertina, editore Garzanti, ed è ambientato nel istituto famosissimo di via Panisperna, dove c'era Ettore Majorana, è così? Sì, l'idea era di scrivere un romanzo con al centro il nostro genio catanese Ettore Majorana, ma poi andando, come sempre, la penna ruba, si prende la strada, e quindi ho allargato l'orizzonte e ho parlato di tutto il gruppo dei fisici di via Panisperna, ma in modo particolare, perché per non falsare la parte storica ho inventato un personaggio di fantasia, Ida Clementi, che è la bibliotecaria dell'istituto di via Panisperna, che ci porta per mano dentro questo istituto e lo fa con gli occhi di chi non è un fisico, quindi è più facile anche per il lettore. Barbara Bellomo, per chi non la conoscesse, è una scrittrice prolifica di libri di storia. Con Salani ha pubblicato La ladra dei ricordi, Il terzo relitto, Il peso dell'oro, Il libro dei 7 sigilli, La casa del Carubo. Adesso pubblica con Garzanti questa biblioteca di fisici scomparsi. E Ida viene trasformata lavorando nell'ambiente di via Panisperna, e così si subisce un'evoluzione. Sì, perché quando ho pensato a questo personaggio femminile l'ho dovuto mettere giustamente negli anni 30, e ho visto come fosse dura la condizione delle donne in quegli anni. Ida voleva fare la professoressa di lettere, ma con le leggi del 1926 fu proibito alle donne di insegnare materie umanistiche nelle scuole superiori, quindi ha trovato questo posto di lavoro con tanta fatica in biblioteca, e questo lavoro l'ha trasformata profondamente, dandole una forza in più. Il libro corre su un romanzo che vuole emozionare, corre su due tempi storici, gli anni 30 e poi gli anni dopo la guerra. E dopo la guerra Ida, in un momento difficile della sua vita, tornerà con la memoria a quel momento che l'ha aiutata a diventare la donna. Di Ettore Majorana Ida diventa amica. Molto amica. Ettore Majorana di tutti i fisici è quello che ha più spazio in questo libro, tanto che poi prima negli anni 30 lei diventa amica, li accomuna la passione per la letteratura, perché Majorana era un grandissimo intellettuale oltre che fisico, e entrambi vengono da Catania. E poi dopo la guerra, quindi dopo che Majorana è scompare misteriosamente, come sappiamo, nel 1938, Ida decide di rimettersi sulle tracce di Ettore, e quindi ripercorro tutte le ipotesi della scomparsa di Ettore Majorana, tutte quelle che sono state finora avanzate, mettendole però in bocca ovviamente di volta in volta un personaggio, però anche se è un romanzo ho messo la nota in modo che si capisce che non ho preso le ricostruzioni altrui. Ma arriva a una conclusione Ida su questo? Sì, certo. Che non sveliamo? Che non possiamo svelare. Arriva a una grande amica di Ettore Majorana, che poi scompare, però si innamora di Alberto. Si innamora di Alberto perché chiaramente ho mantenuto i personaggi i fisici per quello che erano, e anche Alberto è un personaggio di fantasia, e anche Alberto scompare insieme a Majorana, quindi lei fa questa doppia ricerca, che poi in realtà è la ricerca di una donna che cerca se stessa, e alla fine del romanzo si troverà. Però dopo tanti anni tutto questo avviene alla fine, diciamo, della seconda guerra. Sono prima gli anni 30 e poi l'anno successivo che ho scelto è il 1954, perché è l'anno della morte di Fermi. Ormai tutto quello che la fisica doveva realizzare, insomma, col progetto Manhattan è stato fatto, quindi si poteva fare anche un bilancio da un punto di vista dell'aspetto morale della scienza. E non solo, ma nel suo ripercorrere quegli anni lei riconosce che quelli erano gli anni in cui lei è stata effettivamente felice, è così? Erano anni di grandi scoperte. Lei, lavorando nell'istituto, ha assistito alla prima fissione nucleare, lei è entrata a contatto con queste menti, ha visto anche le difficoltà delle donne fisico del tempo, una Lise Meitner che non ebbe mai il Nobel, seppure se lo meritava, una Ida Nodak che capì cosa aveva fatto Fermi ancora prima degli altri, ma siccome era donna fu poco
ascoltata, quindi questo mondo l'ha profondamente cambiata, arricchita sicuramente. Beh, bellissimo. Lei ha affrontato questo argomento perché è un po' il filone che sta scegliendo oppure no? Perché prima si era dedicato molto alla storia romana. Prima alla storia romana, io scrivo romanzi partendo sempre però da un evento storico, da un personaggio. Mi piace riportare un pezzo di Sicilia fuori dalla nostra isola, anche se il caso Majorana è molto noto, però magari non tutti conoscono tutta la ricostruzione, così come ho fatto precedentemente con la Casa del Carrubbo, che era ambientato nell'anno dello sbarco in Sicilia degli alleati nel 1943, che è un capitolo abbastanza noto. Però ci sono tante cose che poi andando a studiare la storia sono talvolta dimenticate. È così che nascono i romanzi storici, è vero? Dire questo, mettere insieme... Mettere dei personaggi di fantasia che permettono di far uscire il lato emotivo senza turbare, diciamo, la verità storica. Mi ha già in mente il prossimo... Certamente sì. Non si può accennare, niente. All'inizio è ambientata all'inizio del Novecento, dico solo questo. A Catania? Eh sì, in Sicilia. All'inizio del Novecento? Sì. Chi potrebbe essere? Personaggio letterario o politico? Non lo posso dire. Barbara Bellomo, complimenti, questa è la Biblioteca dei fisici scomparsi, è un romanzo storico, abbiamo detto, l'editore è Garzanti, davvero complimenti e torni a trovarci quando ci sarà il prossimo con piacere, grazie. Romanzo storico. State con noi, buongiorno Sicilia. Adesso è il momento dell'almanacco. Oggi 7 gennaio si celebra la festa del tricolore o giornata nazionale della bandiera italiana. Istituita con la legge numero 671 del 31 dicembre 1996, la data scelta per questa celebrazione ricorda il 7 gennaio 1797, quando il Parlamento della neonata Repubblica Cispadana, primo Stato italiano sovrano, proclamò universale la bandiera dei tre colori, verde, bianco e rosso, rispettivamente simbolo di speranza di libertà, fede e amor di patria, ricordando anche il sangue dei caduti per l'unità d'Italia. Nel 1947 l'Assemblea Costituente approvò il tricolore a bande verticali e di uguali dimensioni quale bandiera della Repubblica Italiana e la inserì nell'articolo 12 della Costituzione. Oggi immergiamoci dentro la struttura più piccola al mondo e scopriamo cosa succede all'interno dell'atomo. Come sapete, l'atomo è costituito da una parte centrale, cioè il nucleo, che contiene protoni di carica positiva e neutroni di carica neutra. Nella parte esterna, invece, si trovano gli elettroni di carica negativa, che orbitano, cioè girano attorno al nucleo, seguendo delle particolari traiettorie. Ma se sappiamo che le cariche opposte si attraggono, perché gli elettroni non si muovono verso i protoni, ma continuano il loro moto attorno al nucleo? Ed è qui che entra in gioco la fisica quantistica, con le sue regole, tra cui una per la quale potremmo immaginare che i neutroni creino una sorta di schermatura che non permette agli elettroni di cadere sul nucleo. E a proposito di protoni, uno con carica positiva ce l'abbiamo in collegamento diretto, è Marco Amato. Ciao, buongiorno. Buongiorno Sicilia e ben ritrovati Antenna Sicilia, buon anno. Buon anno a te, che bella tazzina con un sole che sorge come più o meno a quest'ora, insomma, un po' prima, ma insomma. Un po' prima, il sole si alza un po' prima della nostra messa in onda, ma assolutamente volevo dare l'augurio di una luce e di un anno solare e positivo per tutti nella nostra prima puntata di questa edizione 2025 di Buongiorno Sicilia. Quindi buon sole a tutti. Buon sole, buon sole. E oggi quale personaggio vogliamo cominciare ad esaminare a inizio anno?
Visto che è una giornata di nuovo inizio, ho scelto un personaggio Ariete. L'Ariete è il segno zodiacale dei nuovi inizi, l'Ariete è il capo dello zodiaco, è la testa, un po' un esempio per tutti per farvi capire proprio quanto è grande proprio la simbologia astrologica e quanto interviene. Caput Mundi per antonomasia è Roma. Roma viene fondata il 21 aprile del 753 a.C. Roma è Ariete, come una brava guerriera, come un grande condottiero. C'è anche un trucco segreto: Roma è palindromo di Amor, ovvero era dedicata alla dea Venere, proprio perché il fondatore, ci dice Virgilio dall'Eneide, era Enea e la madre di Enea era Venere, quindi un augurio, un riferimento alla città dell'amore. Viva l'Ariete allora, ed è il personaggio che è proprio Chef Locatelli. Allora, lo chef Locatelli, abbiamo letto dai rumors, che ha chiuso dopo 23 anni la sua storica locanda a Londra, si dice per dei dissidi con il condominio dove era allocata appunto la sua locanda. Cosa succede allora al nostro chef nazionale che capeggia a Masterchef? Ebbene, Locatelli è Ariete, Saturno è il pianeta che quest'anno entrerà in Ariete, quindi Ariete alla ribalta quest'anno. Saturno è anche il pianeta del lavoro, per cui nei prossimi 3 anni il signor Locatelli ci stupirà sicuramente con delle ponderate scelte economiche e lavorative, proprio perché Ariete, come Leone e Sagittario, godranno di un magnifico Saturno che li porterà come alla ribalta. In ogni caso, mai niente paura per un Ariete, proprio perché il segno della primavera porta con sé l'energia dell'equinozio, l'inizio e l'innesco dello zodiaco, per cui ogni Ariete pensa che domani può essere un giorno migliore e ogni Ariete pensa che domani si può ricominciare. Quindi in bocca al lupo al nostro chef nazionale. In bocca al lupo. Bene. E vive il lupo. Ebbene, oggi Luna in Ariete anche per tutto lo zodiaco, per cui Ariete è assolutamente ottima come definizione di giornata, assolutamente vincente e in primo piano. Per Toro una luna un po' pensierosa, proprio perché è una luna un po' più emotiva. I gemelli si avvantaggiano degli amici oggi, una luna di 11ª casa, quindi fate qualche telefonata in più. Cancro, la luna di oggi è in quadratura, la luna è la vostra dea, il vostro astro timone, per cui oggi siete un po' più bellicosi del solito, state calmini. Leone, luna di Trigono, meravigliosa e sensuale, in serata un po' per un aperitivo galante. Vergine, un po' distante questa luna, quindi le prospettive di qualcuno intorno a voi al lavoro potrebbero non collimare con la vostra linea direttiva. Ne discuterete. Bilancia, luna d'opposizione. I bilancia oggi devono tenere conto di punti di vista altrui, anche di alcuni ritardi. Molti bilancia torneranno alla loro routine, un po' stanchi forse, ma si sa, bilancia e segno di Venere vogliono essere comodosi. Mentre invece lo Scorpione, con una luna marziana si rinvigorisce di energia. Oggi è una giornata splendida, uno Scorpione che ha ripreso a fare sport, uno Scorpione che è assolutamente più solare, passionale, intenso e allegro. Mentre invece il Sagittario, con un'altra bella luna di Trigono, sta sviluppando in amore una dinamica un po' più serena e più confortante. Ve lo meritate, i generosi Sagittario meritano le loro coccole. I Capricorno oggi proprio non riescono a reggere i punti di vista divergenti, quindi con una luna di quadratura c'è qualcosa che non li convince, e quando un Capricorno non è convinto, dategli tutte le spiegazioni che è meglio. Acquario, più comunicativi che mai, oggi la luna è di terza casa, quindi vi spingono assolutamente gli astri a manifestarvi, a comunicare e soprattutto a riprendere computer, mail, telefonate e tutto quello che comporta il vostro successo comunicativo. Pesci, luna di seconda casa, oggi occhi alle finanze e alle spese. E detto questo, dopo la nostra carrellata zodiacale quotidiana, auguro a tutti una buona giornata, un buon inizio e buongiorno Sicilia. Buona giornata a te, buongiorno Sicilia a tutti voi. Luca, abbiamo ancora un po' di tempo per dare un'occhiata ai quotidiani.
Allora, abbiamo, grazie Michele, una notizia, diciamo, cinematografica, una curiosità, insomma, che può far piacere agli appassionati. So che tu, tra l'altro, sei un appassionato di cinema, quindi il film della Cortellesi c'è ancora domani, eccolo qua, messo sul Corriere, è diciamo, è stato ammesso tra i 270, ancora diciamo, è un po' come dire, è prematuro festeggiare, però insomma continua la corsa agli Oscar di questo film che insomma ha segnato davvero un anno cinematografico, quindi è in corsa, quindi un italiano in corsa al premio Oscar. Tra l'altro si sono svolti di recente anche i Golden Globe che come sappiamo sono ovviamente l'anticamera degli Oscar, moltissimi premi per gli americani, ma qualche premio anche per gli italiani, premi minori, però insomma il cinema italiano si fa sempre rispettare. Bene, grazie a Luca Ciliberti, e adesso in chiusura voglio ricordarvi che il 7 gennaio del 2020, quindi esattamente 5 anni fa, 7 gennaio, ha debuttato in radio Va bene così di Leo Gassman, e grazie a questo brano il giovane cantautore ha vinto il Festival di Sanremo di quell'anno, quindi 2020, scusate, categoria Nuove Proposte. E con questo noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani. Va bene così?